Fabrizio Saccomanni, il ministro con più scivoloni del governo Letta. L'ultimo, in ordine di tempo, è il dietrofront sui 150 euro degli scatti di anzianità chiesti ai professori, un pasticcio che rischiava di costargli la poltrona. Ma siamo abituati agli annunci e alle smentite di Saccomanni. È luglio e sta partecipando al G20 di Mosca quando annuncia all'emittente finanziaria americana Bloomberg la vendita dei gioielli di Stato. Stiamo anche considerando la possibilità di vendere le nostre partecipazioni in aziende controllate dallo Stato. Eni, Enel, Finmeccanica? Sì, stiamo considerando queste. Quando, pochi minuti dopo la notizia rimbalza in Italia, il ministero si affretta a smentire. Peccato che ormai il video fosse finito su YouTube. Non si contano poi gli annunci sulla fine della crisi. Ministro, la recessione è finita? Io credo di sì. Credo che tra questo trimestre e il quarto l'economia entrerà in ripresa. Gli indicatori congiunturali disponibili segnalano ora che l'attività economica si è finalmente stabilizzata, avviandosi verso una graduale ripresa. C'è il dato della fiducia dei consumatori, ci sono la ripresa della produzione industriale. A smentirlo, oltre alla triste realtà, ora è arrivato anche il suo grande amico e sostenitore Mario Draghi. E chi può credere ancora a Saccomanni che qualche giorno fa in un'intervista a Repubblica ha annunciato nel 2014 caleranno le tasse. Lui, che pur di mantenere l'indebitamento sotto il 3% del PIL ha provato in tutti i modi a mettere le mani nelle tasche degli italiani, incassando le critiche di Banca Italia, Corte dei Conti e Istat. Ministro, buongiorno. Anche la Corte dei Conti ha criticato la sua manovra. Che dice? È rimasto da solo a difenderla? Ministro? Non parlerò su questa cosa nel discorso che faccio, sono critiche di Di nuovo le mani nelle tasche degli italiani?